Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi continuiamo il percorso dei tarocchi iniziatici che abbiamo cominciato qualche tempo fa, parlando di una lama, la terza lama, ed è la lama dell'imperatrice. Ehm, Abbiamo visto in precedenza i significati delle altre lame, arrivando appunto al discorso della polarità, positivo, negativo, comunque degli opposti, contenuto insitamente appunto nella lama precedente, la lama della papessa. Adesso vediamo invece l'imperatrice e andiamo a scoprire qualche significato anche solo osservando l'immagine dalla quale generalmente partiamo per fare le nostre pillole, le nostre condivisioni. Vediamo una donna, ovviamente già il titolo che possiede, il titolo nobiliare che possiede, ci spiega l'elevazione di questa persona, di questa figura e dunque il rimando a una personalità, a un personaggio di un certo tipo. È riccamente vestita, ha in mano uno scettro, uno scudo con raffigurato un'aquila e in alcune raffigurazioni è seduta su un trono, in altre, come in questo caso, ha delle ali. Allora, ovviamente la corona, a corredo di questa lama abbiamo il numero 3. Vediamo dunque i vari significati. Beh, la corona è, è posta sul capo e cinge il capo delle persone sapienti. Le persone non solo elevate a livello sociale, ma anche persone che si intendono di una caratura superiore rispetto alle altre, alla media, diciamo così. Cosa porta questa elevazione? Che tra l'altro emerge anche dal significato occulto delle ali e la presenza dell'aquila su questo stendardo o scudo, che dir si voglia, in questo caso ha un valore ambivalente. Significa che questo personaggio con cui interagiamo e che è raffigurato da questa lama è un personaggio che ha la possibilità di raggiungere vette elevatissime non solo dal punto di vista sociale, ma anche dal punto di vista proprio della sua anima e della sua intelligenza. Infatti il numero 3 nel mondo delle Sefirot è associato a Binah, la, la lama proprio cioè la sefira dell'intelligenza e dell'intelligenza saggia, dunque. Cosa ci indica questa lama? E ovviamente l'associazione a questo numero e a questa sefira. Ci indica una persona che ha la possibilità di elevarsi a vette di comprensione altissime e dunque giustifica la presenza delle ali e dell'aquila perché sta sopra altre cose e da lì controlla e dirige, dunque dalla immensità, dalle altezze vertiginose che raggiunge la sua capacità di osservazione, ma anche di interporsi all'interno di un discorso di leggi divine, ci spiega appunto l'altezza di questa persona. Non solo, abbiamo un altro dettaglio, in questo caso lo scettro, questo scettro che ha una forma a punta che sottende la presenza di un triangolo, di nuovo il 3 che dal punto di vista occulto non solo è connesso alla Sefira Binah come abbiamo detto, ma è collegato anche a Saturno. In effetti Binah è associato a Saturno generalmente nell'attribuzione dei dominatori planetari e delle forze astrali. Perché il 3 rende possibile la realtà manifesta? Perché nel 3 vi è l'equilibrio fra gli opposti più la neutralità. Al 3 si associa infatti la possibilità di rendere manifesto le cose. Un piccolo segreto, diciamo così,
potrebbe essere quando scrivete magari il desiderio di realizzare qualcosa, disegnategli un triangolo intorno per dare forza al vostro intento, una forza, una spinta materiale e creatrice. Infatti, la lama dell'imperatrice è paragonabile alla natura. La natura infatti gioca costantemente fra ciò che nasce e ciò che muore, gioca costantemente fra ciò che è già nato e ciò che deve ancora nascere, e lo fa non a caso, ma attenendosi a leggi inviolabili e perfette. Dunque, cosa ci indica il possedere questo scettro, questa persona straordinariamente elevata, moralmente corretta, perché ha già riequilibrato gli opposti, ha trasceso la natura degli opposti, ci indica che è in grado di realizzare tenendo conto un equilibrio più grande e appunto la necessità di bilanciare tutti i fattori in gioco. E ci indica appunto come la natura opera costantemente, includendo dunque tutto il creato fatto, già finito, il creato presente, il creato possibile anche dal punto di vista appunto del potenziale futuro. Allora, a questo punto c'è da dire anche un'altra cosa, è che dal punto di vista dell'associazione con i caratteri ebraici, l'imperatrice è associata a Gimel. Gimel rappresenta il culmine. Infatti non è un caso se è proprio la lama dell'imperatrice che sottende il numero 3 rappresenti il culmine, perché il culmine significa elevarsi fino alle vette divine, ecco di nuovo il senso dell'aquila e la presenza delle ali, e agire come agisce il divino. E dunque mantenere appunto la natura divina imitando il comportamento e i modelli di comportamento del divino, che è appunto quello che compie la natura. La natura in effetti è la raffigurazione delle leggi divine in azione costante su questo piano dell'esistenza. E dunque cosa si pone questa lama inoltre? La possibilità di annullare le forze contrastanti che abbiamo visto essere presenti ancora nella lama precedente e fonderle in un'unità che appunto sia più coesa e duratura, esattamente come la natura che va avanti a prescindere dall'azione dell'uomo o di qualsiasi altra creatura, proprio mantenendo manifesto una volontà superiore. Dunque, diceva Salomone nell'Ecclesiaste 4:12, la corda a 3 capi non si distaccherà facilmente. Cosa significa la corda a 3 capi? Che l'essere umano, proprio perché si elevi alla figura e all'immagine e somiglianza dalla quale discende, deve contemplare maschile, femminile e il divino. Maschile, femminile e il divino, le 3 polarità comunque positivo, negativo, neutro. E quando sarà in grado di destreggiarsi in queste 3 polarità avrà la realizzazione perfetta. Ovviamente non stiamo ancora parlando della realizzazione spirituale perfetta in questo momento con questa lama, perché siamo all'inizio del percorso, ma partendo dall'elaborazione degli elementi del lavoro sul sé che fa il bagatto e che impone il bagatto, la conoscenza degli opposti e la trascendenza degli opposti che ci impone l'imperatrice, avremo sicuramente una progressione. Dunque quando incontriamo questa lama siamo certi di avere a che fare con una persona estremamente capace, equilibrata, una persona feconda, elegante, intelligente, dall'atteggiamento regale, che possiede tutta la conoscenza che era già propria della papessa, che ricordiamoci è Eliside, e che la applica alla vita e dunque alla realtà manifesta, così come impone il simbolo del triangolo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui.
Chiaramente i significati verranno poi elaborati in un ebook, i significati ma anche gli accostamenti con le altre lame seguiranno un lavoro per quanti vorranno approfondire su un ebook che verrà comunque pubblicato sul Giardino dei Libri. Accenno brevemente che qualora la lama si dovesse trovare alla rovescia, chiaramente avremo tutti i significati completamente ribaltati. Vi ringrazio comunque per avermi ascoltato fino qui. Dimenticavo un ultimo passaggio, dunque aspetto per i saluti. Allora, Gimel non è soltanto il culmine, Gimel ha assonanza anche con un altro verbo del ebraico che è Gamol. Gamol significa svezzare, ma svezzare fino al punto in cui si è raggiunta la maturazione. Questa è la bellezza dell'aver trasceso la polarità, cioè sì, la polarità degli opposti e aver inserito in questo contesto la connessione con lo spirituale. Ed è lì che noi diventiamo indipendenti. E questo è un ulteriore significato sovrapponibile a questa lama e che conferma quanto le cose in assonanza vibratoria appartengano a un significato che li possiede, li comprende tutti quanti e che dunque rafforzano il valore vicendevole. Vi ringrazio per avermi ascoltato, adesso sì che siamo pronti per i saluti e vi rimando alla prossima condivisione. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Edegarda. A presto!